Buongiorno ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Eccellenti. Oggi parleremo di urbanistica legata al territorio e di tante opportunità di sviluppo che ci sono per le aziende, imprese e gli imprenditori che vogliono prendere in considerazione il Polesine. Siamo in compagnia del professor Francesco Musco, del direttore della ricerca dello UAV, all'Università di Venezia. Buongiorno professor Musco. Buongiorno, buongiorno a voi. Prima volta in radio per lei, professore? Sì, Oh, che bello! E allora meglio ancora, così riusciamo a farci la prima chiacchierata quasi inedita. Insomma, accennavo che parleremo di un sacco di argomentazioni, forse quella che è più, precisa e puntuale si chiama ZLS, Zona Logistica Semplificata, un argomento estremamente, preso in considerazione in questo periodo, salito alla ribalta della cronaca da parecchio tempo e insieme a lei cercheremo di capire meglio che cos'è, per chi può essere un'opportunità, che tipo di ricadute positive possa avere sul territorio, ma anche e soprattutto quali sono le necessità da portare avanti e da sviluppare prima che la ZLS diventi operativa, a patto che non lo sia già. Ma di tutte queste cose ovviamente parleremo nel corso della nostra puntata. Quindi vi ricordo di rimanere collegati con noi per queste 2 ore estremamente interessanti e questa volta lo faccio in anticipo. Vi ricordo che nel caso in cui, data l'ora, si sa, dalle 13 alle 15 ci sono tanti momenti di pausa, magari c'è la pausa pranzo, la necessità di stancarsi, ma nel caso in cui doveste spegnere la radio e riprenderci più tardi, sapete che questa puntata la potete anche riascoltare domenica, dalle 8 alle 10 del mattino, in replica sempre su Delta Radio, oppure tra pochi minuti, insomma, quando chiuderemo la trasmissione, quindi attorno alle 13:30, potrete anche rivederla sui nostri canali social. Io intanto vi lascio a dell'ottima musica, quindi ripasso la linea alla nostra regia e rimanete con noi se volete scoprire di più sulla ZLS di Polesine. Allora, professor Musco, iniziamo intanto, se lei è d'accordo, a dare una definizione, perché è vero che si chiama zona logistica semplificata, ma dietro queste 3 semplici parole abbinate tra di loro che cosa si nasconde? Un mondo, ovviamente. assolutamente, ma soprattutto, nasconde il fatto che la zona logistica va disegnata e progettata, perché infatti il piano strategico che ne ha avviato come dire, la costituzione è un piano che ha 2 nature: un piano di natura, come dire, economica, che prova a valutare, in particolar modo, attese del territorio, ma anche in una dimensione sovralocale, perché ricordiamoci bene che lavoriamo in una dimensione di rapporto almeno col bacino del Mediterraneo, se non oltre. Quindi, se c'è una cosa che la ZLS spinge a ragionare in una dimensione sovralocale, perché ci si immagina che le relazioni che possono avvenire in termini, di insediamento, ma in termini anche, commerciali, di spostamento merci, di mobilità in senso ampio, avvengano su una scala molto ampia, e questo è il primo punto di partenza. Infatti anche un gruppo di colleghi, esperti di sviluppo economico in senso stretto, hanno seguito questa parte del piano, in particolar modo il centro studi della fondazione del gruppo San Paolo, e noi abbiamo seguito la parte connessa alle dinamiche territoriali, alle dinamiche urbanistiche, alle dinamiche connesse alla parte più fisica del territorio, se vogliamo. Quindi arrivare a una zona di questo tipo, a progettare una zona di questo tipo, necessita di una serie di precondizioni. Certo. Da un lato la precondizione di base, che è quella di essere riconosciuta a livello nazionale, e il recente, sia i passaggi della Regione Veneto fatti, negli scorsi ormai 2 anni e mezzo, 3, sia il più recente, riconoscimento anche dal punto di vista, di supporto economico da parte dello Stato, col decreto ministeriale che ne ha, come dire, finanziata l'attuazione di fatto di questo e di alcune settimane fa, sono alcune delle precondizioni. Ci sono tutte le precondizioni di funzionalità di questo territorio e di questa ZLS. Sostanzialmente vorrebbe arrivare ad avere, un territorio con la possibilità di insediamento, favorito, facilitato, di imprese, di, soggetti economici, che possono avere un interesse specifico per il tipo di attività che possono, andare ad insediare, a lavorare per esempio con rapporto con la mobilità d'acqua e con una relazione molto forte col sistema, portuale dell'Alto Adriatico, con il porto di Venezia. Questa è un po' le caratte la questione delle caratteristiche di base. Poi, c'è un tema che quindi rapporto con l'acqua,
non necessariamente essere in territori centrali, ma può essere anche in territori, diciamo, più marginali dal punto di vista geografico, e questo ecco perché c'è il Polesine, Certo. all'interno almeno una serie di comuni del Polesine, quelli più vicine a una relazione anche con l'asta del Canal Bianco, Fissero Canal Bianco, Tartaro Canal Bianco. Ehm, e poi c'è tutta una dimensione che invece è quella del rapporto con Venezia. Quindi alcune facilitazioni di insediamento, la fiscalità agevolata, che questo è uno degli elementi chiave che caratterizza una zona logistica speciale, ed è questo che si attendeva, il finanziamento di questa componente, perché quella è un po' la conditio di partenza di un insediamento, di insediamenti di questo tipo. E quello che resta da fare è costruire una regia forte di tutta questa operazione. Una regia forte che è già prevista anche dalle linee di indirizzo del DGR regionale che l'ha istituita, però è una regia forte che opera almeno su 3 livelli. Un livello connesso più allo sviluppo economico, quindi capire che non tutte le imprese vanno bene per questi territori, anche in rapporto a un tema di concorrenza in una scala molto più ampia. C'è tutto il tema, diciamo, territoriale, urbanistico, infrastrutturale. Il piano strategico non è un piano, ehm, che regola l'insediamento in senso stretto, regola la facilità e individua le aree dove è possibile fare gli insediamenti industriali in tutti i comuni che sono parte della zona della ZLS. Quello che manca però è capire se tutti presi singolarmente queste zone dove si possono insediare, identificati, che poi di fatto sono aree che erano già previste dai piani di assetto del territorio, dal piano territoriale di coordinamento regionale, erano aree già che erano state convertite ad uso produttivo. Parliamo di una conversione che è avvenuta ormai più di 10 anni fa, se non 15 anni fa, negli strumenti urbanistici di carattere regionale e in quello della provincia, ehm, e che quindi per venire sono delle aree potenzialmente sviluppabili per un insediamento di carattere produttivo. Quello che manca però chiaramente è capire quali, tutte le categorie, vanno bene qualsiasi cosa. Ricordiamoci che siamo in un rapporto con un'area, come dire, a grande valenza, come dire, ambientale, Certo, naturalistica, siamo sì. vicini alle principali aste fluviali del paese, siamo in connessione diretta o indiretta con la laguna di Venezia, con il delta del Po e con la parte, come dire, del sistema portuale veneziano, quindi c'è un tema anche uhm, di disegno di cosa favoriamo che si vada a insediare. E il terzo elemento è quello diciamo, di una dimensione di marketing territoriale, a cui serve una regia forte, perché bene gli incentivi, bene i presupposti infrastrutturali, urbanistici, localizzativi, che poi hanno bisogno di essere guardati nel micro dettaglio, perché ogni area magari ha bisogno di un passaggio in più, un elemento infrastrutturale mancante, in alcune aree non c'è un'infrastrutturazione vera e propria. Come tutte queste aree possono essere messe in regia tra di loro senza essere in competizione l'una con l'altra, perché stiamo ragionando in una dimensione di area vasta, non Certo. per singolo comune, seppur ogni singolo comune è schedato all'interno del piano strategico, della zona logistica semplificata, ma di fatto però l'azione è unica. Nel piano si è disegnato, in senso, uso la parola disegnato, tutta l'insieme dei comuni della provincia di Rovigo come un'area che è considerata retroportualità di Venezia. Professore, lei ha messo sul tavolo una quantità di argomenti incredibili che andremo man mano a snocciolare. Riassumendoli, da una parte abbiamo una buona notizia: esiste un piano, esiste un progetto che potrebbe avere un impatto positivo estremamente importante su tutti i comuni che sono adagiati sulla parte polesana del Po. Dall'altra però manca tutta la parte di, attuazione che potrebbe rendere questo piano e questo progetto operativi. Quindi nel corso della puntata parleremo, intanto le chiederò il motivo per cui è nata la ZLS, qual è stata la scintilla che ha fatto capire che avrebbe dovuto essere realizzata, comprendendo anche il Polesine.
le interconnessioni su scala internazionale a questo proposito, la cabina di regia che è mancante, la tipologia di aziende che potranno essere effettivamente inserite nella ZLS polesana, il tipo di connessione e di conversione territoriale che tutto il Polesine dovrà avere, anche forse mentale in un certo senso mi viene da dire, e poi questa Certo. parola che sembra vana, ma in realtà marketing territoriale significa promozione, significa far sì che si veda il Polesine non più come una terra abbandonata, dismessa, molto bella territorialmente, ma poco produttiva, ma che possa esserci proprio uno switch mentale. Allora, in compagnia del professor Musco intanto cerchiamo di andare a snocciolare la prima domanda che con la quale vi avevo lasciato nello slot precedente, ovvero da dove nasce la necessità di vedere una ZLS anche sfruttando i comuni che appunto si adagiano sulla parte, veneta del Po. Beh, innanzitutto perché permette, ecco, il rapporto con, l'uso dei sistemi di trasporto fluviale e anche quelli, come dire, parzialmente, come dire, costruiti dall'uomo di fatto, come nel caso dell'asta che va congiunge il Tartaro fino al Canal Sì, Bianco, da che Mantova a di Chioggia fatto, fondamentalmente ma facciamo. sostanzialmente che permette anche in un disegno molto di prospettiva, anche nato ben prima della ZLS, di l'idea forte di provare a collegare, di cui si parla ormai da decenni, ma come dire, ancora come dire, in maniera operativa, non e in parte funziona, ma avrebbe bisogno di una nuova spinta, è il collegamento della parte sud della Lombardia con il sistema portuale di Venezia, Certo. sostanzialmente. Diciamo che questo è un grande Su sogno. parte sud della Lombardia, parte sud, proviamo a immaginare anche sostanzialmente tutto il sistema da Cremona a Mantova che, come dire, è troppo lontano per arrivare a Genova, ma può arrivare, come dire, usando i sistemi di mobilità lenta, ma fino a un certo punto, perché lenta dal punto di vista del tipo di mobilità, ma assolutamente compatibili i tempi di trasporto merci, soprattutto di certi tipi, arrivando sostanzialmente a potenziare, l'uso del porto di Venezia in una dimensione che ormai è sovralocale, perché la competizione per questo tipo di azioni è sovralocale, non ha nulla a che vedere con Rovigo e Venezia. Certo. Venezia, inteso come, elemento che può fare da traino rispetto ad una dimensione molto più ampia. Ovviamente in questo campo sono stati fatti molti investimenti da sistemi regionali, in particolar modo dalle regioni in questi anni, per potenziare tutto il sistema infrastrutturale di partenza, di base, a partire anche dall'esistente interporto di Rovigo, che dovrebbe essere uno degli hub di questa Uno operazione. snodo cruciale Uno snodo, insomma. esatto. Tornando alla nostra asta navigabile, di recente uno studio che è stato commissionato da Confindustria Veneto Est e Confindustria Mantova alla, European House Ambrosetti mette in risalto il fatto che quest'asta fluviale potrebbe diventare attiva e funzionale al 100% entro 3 anni. Da qui il tema di capire se gli operatori sono pronti, quindi se le flotte in questo caso sono effettivamente pronte a organizzarsi, quindi abbiamo già, le famose imbarcazioni di stazza quinta europea che ci permettono di avere questi 2 container, impilati l'uno sopra l'altro, togliendo merci Dalla al strada. commercio al trasporto su gomma, e dall'altra parte invece la necessità di capire se effettivamente le imprese stesse possano essere interessate ad investire in questo genere di trasporti che sono più lenti, sicuramente meno impattanti, a seconda degli studi, delle cose che si vedono, e probabilmente commercialmente più, interessanti. Questo comporta quello che dicevamo poco fa, ovvero la necessità di una cabina di regia organizzata, logisticamente strutturata, che metta in connessione tutti gli attori e che permetta però anche di dare delle risposte puntuali agli imprenditori, perché oggi fare imprenditoria per me significa essere un po' degli eroi, quasi quelli disegnati dalla Marvel. Però l'imprenditore ha anche bisogno di avere sicuramente un sistema politico che dia risposte, ma anche un sistema logistico territoriale che sia pronto a supportarlo nel caso in cui lui voglia intraprendere una, impresa nuova o aderire alla ZLS. Con il piano territoriale della provincia che è fermo al 2009, come dicevamo prima, si fa un po' fatica o possiamo farcela? Allora, mhmm, ci sono precondizioni di vario tipo, in parte alcune le abbiamo accennate. Allora, sicuramente la precondizione della funzionalità territoriale
perché si possa insediare è una delle precondizioni assieme a quella fiscale. Certo, Ehm, la cosa importante è comprendere però che, le molti degli strumenti che abbiamo, per esempio il piano territoriale della provincia che è ancora della prima generazione, il piano territoriale di coordinamento della regione, sono tutti strumenti che, come dire, sono il presupposto in certo, parte perché la ZLS funzioni. Allora, per fortuna il piano strategico della ZLS usa questi strumenti perché, ripeto, le aree individuate per una potenziale insediamento, parliamo di potenziale insediamento di imprese, poi appunto possiamo fare il ragionamento di quali tipi di imprese, eccetera, sono tutte contenute negli strumenti urbanistici. Quindi il piano strategico della ZLS è concorde con gli strumenti urbanistici sia di quelli micro, quelli dei comuni, sia quelli macro di area vasta o di livello regionale. Tra le precondizioni però c'è che nel momento in cui, si apre la partita in senso operativo e quindi si dice c'è un piano per la insediamento industriale e produttivo, oppure anche parliamo anche di tutte le, sistemi produttivi che possono lavorare in una dimensione anche di soft skills, non necessariamente imprese produttive connesse al manufatturiero o ad altro, perché il fatto di essere lungo il Po o tra i suoi derivati, vicino al delta del Po o vicino al lago di Venezia, non è una condizione, come dire, che non influenza, il tipo di scelta che possiamo fare. Questo che però va guidato attraverso un piano che, oltre al piano strategico di partenza e tutti i piani, come dire, di attuazione di dettaglio, io sono un proprietario, un imprenditore che voglio insediarmi in uno dei comuni dell'asta individuato nell'asta del Polesine. Ehm, Ho tutte le interconnessioni? Ho tutte le infrastrutturazioni necessarie al mio insediamento? Chiaramente anche in questo caso non è ininfluente se sono una impresa che tutto sommato non im il tipo di servizi che eroga non importa dove è localizzata, perché ci sono anche quel tipo di imprese, possono essere localizzate in certo, qualsiasi parte del mondo. certo. Se invece ho necessità forte di trasportare, come in parte dovrebbe essere la connessione con la ZLS, però non è l'unica condizione, potrebbe anche essere che io ho meno necessità di trasporto, la mobilità è quella tipica del sistemi portuali, quindi, mhmm, per capirci, non è connessa soprattutto alla mobilità, di merci che non sono deperibili, per esempio. Questa è una di quelle che Certo, sono la gran parte delle merci che vengono spedite attraverso i sistemi dei container navali, dove possono anche navigare 20 giorni perché devono arrivare poi a devono rimanere Singapore allo o stock, devono questo e andare quello, dall'altra cioè le parte. frontiere e via. Allora, questo tipo di interconnessione quindi non basta dire che cosa succede a Melara piuttosto che a Bergantino, ma bisogna capire come questo sistema nel suo insieme, agganciato al sistema retroportuale di Venezia, nel piano abbiamo scritto retroportualità di Venezia, però la retroportualità di Venezia ha bisogno dell'acqua, dell'interconnessione, di una scelta adeguata del tipo di imprese che possono insediarsi e di una forte attività di marketing territoriale che provi a, come dire, a mettere assieme, aspettative del territorio, ricadute sul territorio, perché poi il piano della ZLS si fa anche perché, devi portare vantaggi a È livello chiaro, locale. è chiaro. C'eravamo lasciati chiedendoci quali fossero le condizioni per entrare all'interno della ZLS del Polesine. Professore, quali le migliori? Le condizioni di ingresso, allora intanto ricordiamoci sempre che stiamo parlando di Polesine, ma, il Siamo in sistema una è unico, certamente. col sistema veneziano. Il sistema è unico, chiaramente chi potrebbe venire a insediarsi in Polesine sono imprese che, producono beni, merci e servizi di vario tipo e necessitano, come dire, di una veicolazione, un trasporto di tali merci via acqua. Perché via acqua? Non perché preferiscono l'acqua in senso assoluto, ma perché abbiano necessità di collegarsi in maniera rapida, ma diretta col sistema portuale che poi può portare le merci da, un comune dell'asta, Piccolino, fluviale certo. fino a Singapore. Mh-mh. Questo è la logica. Quindi chiaramente merci che possono essere trovare una produzione specifica a livello locale, ma che
necessitano di un mercato di carattere globale. Questa è la grande differenza. L'altro aspetto riguarda il beneficio ambientale di tutta questa operazione, perché comunque chi non ha necessità di, come dire, di fare in modo che le sue merci siano sul mercato 12 ore dopo la produzione, e Certo. questa è la grande differenza del tipo di imprese che possono insediarsi qui, può tranquillamente, e gli è favorevole anche come sistema, affidarsi al sistema di trasporto su acqua e connesso al sistema portuale veneziano, che è uno dei più grandi della regione Adriatica Ionica. Diciamo che serve veramente un cambio di mentalità. Io credo che questa Certo, sia forse il primo step da fare. certo. Ragionare su area vasta, ma vasta qui si Ma basta, intende stiamo il parlando di mondo. globo, Esatto, mercato globale, perché è vero che una cosa può essere prodotta in un piccolo comune del Polesine, ma deve trovare un deve mercato. Questo, il raggiungere tipo di qualsiasi punto. imprese che trovano localizzazione in una ZLS devono avere questo tipo di necessità. Il cosiddetto mindset, Mh. giusto. Ed eccoci quindi rientrati in onda, siamo entrati nella seconda ora di chiacchierata assieme al professor Musco. Voi sicuramente sarete ormai al caffè, noi no invece, noi siamo estremamente ancorati a questa sedia e molto interessati agli argomenti che stiamo trattando, anche perché oltre a un cambio di mindset, così come ci siamo lasciati, dicevamo lasciandoci pochi minuti fa, dottore, manca sicuramente anche la meglio, manca proprio il marketing territoriale in questo momento. Cioè dobbiamo dire alle aziende che se vogliono venire qui trovano humus in tutti i sensi corretto per poter insediare la propria attività a livello logisticamente favorevole, imprenditorialmente valido e fiscalmente agevolato. Esattamente. Come facciamo? Beh, provando a mettere assieme questi 3 ingredienti, che sono quelli che caratterizzano una zona, una ZLS, che la differenziano rispetto a un altro tipo di area produttiva, perché ce ne sono di vari tipi di aree Certo, produttive. Aree produttive di questo tipo hanno esattamente queste 3 caratteristiche. È chiaro che il piano di marketing e il piano di dettaglio anche territoriale per l'insediamento, ehm, deve viaggiare in parallelo, perché comunque, la ZLS viene, come dire, raccontata ai potenziali, imprenditori che vogliono insediarsi in una dimensione di insieme complessivo. Quindi non è solo una questione, come dire, di singolo comune, certo. anzi il singolo comune, come dire, può essere beneficiario della localizzazione, ma non è l'oggetto. L'oggetto è la ZLS nel suo complesso, che è Venezia e il Polesine. Venezia è il sistema retroportuale a cui abbiamo inserito il Polesine. Quindi c'è un tema di acqua, c'è un tema di snodo ferroviario, perché il Polesine senza lo snodo ferroviario non avrebbe, come dire, ragion d'essere all'interno della Certo, ZLS. Lo snodo ferroviario è quello dell'interporto di Rovigo, quindi il certamente. rapporto tra rottura di carico acqua, ferro, eventualmente anche gomma, perché non è che, come dire, Tutto deve passare sul ferro, certo, sì, può sì. anche, però per arrivare al porto di Venezia la strada più diretta è il ferro, quindi dal sistema del porto di Rovigo, il braccio, come dire, il raccordo ferroviario che collega la rete ferroviaria e quindi poi direttamente al porto di Venezia per andare in un mercato globale. Insieme al professor Musco su Eccellenti, io sono Fiammetta Benetton, stiamo parlando di ZLS, Zona Logistica Semplificata. Fin qui abbiamo detto veramente tanto, se non avete avuto modo di seguire la diretta la potete recuperare ascoltandola in, replica domenica dalle 8 alle 10 del mattino, però io intanto continuo a chiacchierare con il professor Musco andando ad approfondire la tematica con la quale ci eravamo lasciati pochi minuti fa, ovvero le ricadute positive sul nostro territorio. Quindi ragioniamo sempre in area vasta, ma anche in questa medio raggio. Quindi Polesine, regione Veneto, zona Venezia e poi da lì le porte di tutto il globo. Perché potrebbe anzi perché la ZLS è un'opportunità da non farsi scappare per tutti quanti i comuni che vengono interessati e toccati da questa zona? Ma secondo me per 2, almeno 2 ordini di ragione. Primo ordine di ragione riguarda il fatto che, si esce da una logica, molto campanilistica, che c'è anche nei nostri Certo, vecchi piani regolatori, i piani urbanistici di vario tipo, in cui ogni comune faceva la sua area produttiva. Questo questo in parte ancora oggi, però ormai nell'ultimo, almeno dagli ultimi 10, 15 anni, si è lavorato in una direzione di tentare di accorpare queste aree dove, come dire, fosse maggiormente,
necessario. Sì, Molte degli insediamenti che sono nati negli ultimi anni erano stati disegnati nel piano della provincia di Rovigo 15 anni prima, quindi i tempi poi hanno bisogno di si dice che l'urbanistica ha dei tempi lunghi di attuazione anche a livello territoriale. Il secondo aspetto riguarda il fatto di tenerli tutti assieme permette anche un equilibrio del vantaggio e delle potenzialità di insediamento, perché se hai in mano una cabina di regia forte, un piano territoriale che coordina le azioni di insediamento, contemporaneamente la parte di marketing di questa operazione, a seconda del tipo di impresa si fa in modo che questa impresa vada a localizzarsi in un comune o piuttosto che in altro, a seconda del tipo di precondizioni che richiede, del tipo di prodotti che va a produrre e del tipo di interazioni possibili con altri, per esempio sistemi a livello locale che presuppongono alcuni aspetti piuttosto che altri. Allora, il fatto di tenere assieme tutta quest'area permette di, come dire, di fare un'operazione, come dire, magari un pochino più equilibrata anche in termini degli insediamenti. Poi, seconda cosa, il fatto che ci sia la leva fiscale, che è una delle condizioni ehm, fondamentali, necessarie, ma abbiamo visto anche non sufficienti per tutta un'altra serie di certo. di questioni, è sicuramente un incentivo fortissimo all'insediamento, anche nel medio periodo. Questo incentivo fortissimo può portare chiaramente deve portare, perché altrimenti non si farebbe la zona logistica speciale, ricadute importanti in termini occupazionali, in termini di volano con altre filiere produttive, per esempio, il temi a seconda del tipo di beni, merci che ho bisogno nella singola impresa che poi le trasformerà in altro, anche in prodotti più complessi. Quindi il tema forte è anche agganciarsi alle filiere del territorio, che siano per esempio quelle connesse alla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, piuttosto che siano quelle legate alla trasformazione di altri tipi di prodotti, che possono trovare localmente in parte l'aggancio con altre filiere produttive. Quindi il volano è su più livelli. Capite bene che quando quindi questo necessita però di un'operazione di regia fortissima, Mh-mh. e soprattutto che si adegui nel tempo alle fluttuazioni del mondo globale, perché, le va le v le veloci la velocità con cui cambiano attese, necessità, l'abbiamo vista in questi anni come è andata. Quindi per quello quando dico che alcuni degli strumenti, dei piani territoriali, eccetera, avrebbero anche bisogno di una rivitalizzazione, perché c'è il rischio che se no rappresentino una realtà che è molto lontana da quella esistente. Abbiamo sentito parlare molto di cabina di regia, indispensabile volano per poi far partire il tutto. Non è ancora stata costituita, non è ancora diciamo stata definita. Chi dovrà sedersi in questa cabina di Allora, la cabina regia? di regia è stata cabina di regia o comunque gruppo, Sì, centrale va è già prevista da certo, DGR che è regionale che ha certo. istituito correttamente perché, fa parte ma sicuramente tutto il sistema delle imprese, i rappresentanti del sistema industriale, gli enti locali, ci deve essere una parte tecnico-scientifica adeguata perché altrimenti il livello e poi come dire, ehm, una costante sistema di monitoraggio perché ci sono più livelli. Non dico un vero e proprio ufficio di piano, ma quasi, Certo. perché nel momento in cui queste imprese andranno ad insediarsi al letto della parte di marketing territoriale, bisognerà capire quali esigenze ci sono, perché in molti casi, le aree individuate sono aree che sono urbanisticamente delle aree produttive, ma nella pratica hanno bisogno di reti e infrastrutture. Quindi, poniamo il caso pratico, io sono un imprenditore, localizzo la mia area, dico: "Lì secondo me potrebbe starci bene la mia azienda, mi piacerebbe andare a insediarmi lì." Con chi devo parlare? A chi mi devo rivolgere? Se c'è bisogno di un'infrastruttura, come facevamo prima l'esempio, un ponte, una strada, un dettaglio, una rotatoria, qualcosa che mi permetta di raggiungere quell'area che in questo momento è stata riconvertita e quindi diventa area produttiva, area industriale, chiedo scusa, da chi devo andare? La cabina di regia dovrà essere dotata di una struttura tecnica adeguata che possa rispondere poi nei singoli dettagli tecnici. Poi in realtà ci sono anche molti comuni che si sono attrezzati, Mh-mh. hanno fatto degli esperimenti, hanno fatto delle pensiline, hanno fatto degli attracchi sul fiume. Un po'
anticipando questo tipo di prospettiva, anche lavorando in sistemi interprovinciali, per Certo. esempio, perché poi chiaramente il Ah beh, tema abbiamo Mantova da ecco, una perché parte, insomma siamo qui interconnessi, cioè ma a livello generale, non nello solo stesso anche nello stesso geografico. snodo da una parte hai, Certo. la provincia di Mantova, la provincia di Poi Verona, la c'è provincia Verona, di Rovigo. esattamente, sì, abbiamo Padova Quindi, sopra. ecco, per quello parlo con insisto sull'aspetto serolocale di questa operazione, figuriamoci sulla scala più ampia. Quindi questo a livello, operativo, un'operazione di questo tipo, cioè avere una struttura che sia in grado di rispondere a queste necessità dell'impresa che va, ma contemporaneamente c'è l'attività di marketing territoriale che, ripeto, deve essere un marketing territoriale che non è che poi va in contrasto con il tema della, valorizzazione del fiume, della valorizzazione turistica Anzi, del delta del Po, della tutela e valorizzazione della laguna di Venezia, perché poi l'operazione è unica. È certo. chiaro che qua lavoriamo sulla dimensione del, diciamo, di uno sviluppo economico locale che guarda a livello globale usando il sistema dell'acqua e le reti d'acqua, ma contemporaneamente va fatta un'operazione che non vada in contrasto, in conflitto con altre operazioni che stiamo facendo. Pensiamo a, in particolar modo, a tutto il sistema orizzontale dei fiumi fino al delta del Po che caratterizza questa provincia. Credo che in questo momento progetti di qualsiasi tipo in ambito territoriale debbano tenere sempre in conto la parte sostenibile, la parte ambientalista e dall'altra invece la parte di Ma produttività. sapendo che parliamo comunque di attività Certo, di sviluppo economico anche lì, perché parallele, andiamo al rapporto all'acqua, si parla di la Commissione europea parla oggi di blue acceleration, no, cioè certo. usare il sistema dell'acqua come sistema di volano di un'economia blu. Sì, sì, Ed è le famose questo. autostrade blu, appunto. Allora professore, abbiamo veramente toccato tanti punti, forse è il caso anche di ricapitolarli un po' per non andare a perderci eccessivamente. Insomma, ZLS nasce come una grande opportunità per il territorio di rendersi attrattiva nei confronti di aziende, di imprenditori che abbiano la necessità di produrre merci che debbano trovare poi uno sbocco e quindi, la necessità di essere trasportate, merci non deperibili. Le condizioni per entrare sono, diciamo così, al vaglio di una commissione di esperti che, riuscirà nel breve termine, nel breve tempo, a dare una puntualizzazione sugli sgravi fiscali che ci saranno e sulle verticali che potranno essere più interessanti per insediarsi in questi territori. Il problema però rimane senza ombra di dubbio, e qui entriamo proprio nella sua materia che è l'urbanismo, entriamo per l'urbanistica, chiedo scusa, entriamo proprio le difficoltà sono quelle legate forse più alle infrastrutture, alla mancanza di tutti quei sistemi che possono aiutare le aziende a raggiungere il Canal Bianco, il Fissero, il Tartaro e quindi il Po di Levante, la nostra asta navigabile, e abbiano la necessità invece poi di raggiungere la ferrovia e quindi di trovare poi nell'interporto lo snodo cruciale per riuscire a raggiungere il porto di Chioggia e da lì l'intero mondo. Come si fa? Si Fosse si facile, fa dice si lei. fa no, ma si fa attuando il piano, perché il piano già contiene piano strategico che è Tutti i istituito dettagli. la ZLS, già contiene, le indicazioni di base. Per ogni comune è stato schedato, dal punto di vista urbanistico, territoriale, in termini anche di attività economiche presenti, quindi esiste già un lavoro di schedatura fatto per singolo comune, che identifica le aree dove potenzialmente è possibile fare, attività di insediamento delle imprese, mette in luce quali sono eventualmente i limiti di quelle aree, qualora queste aree non fossero già state infrastrutturate in precedenza. In molti casi non lo sono, perché in molti casi erano magari vecchie aree o, come dire, agricole, oppure di altro tipo di produzione che sono state o dismesse o riconvertite nel tempo. La cosa importante da sottolineare è che comunque si è fotografata la situazione che era già prevista dal piano territoriale di coordinamento della regione. Questo cosa significa? Che il piano del ZLS va anche a sostegno delle misure di zero consumo di suolo, perché lavora o su territori, aree già con attività pregresse o aree che erano state già oggetto di riconversione ben prima della, realizzazione del piano territoriale di coordinamento regionale. Quindi, il tipo di imprese che possono andare a insediare vanno a insediarsi in aree che sono già urbanisticamente aree
produttive. Questo è importante perché non c'è nessun cambiamento di destinazione d'uso introdotto dalla ZLS e Certo. questo è un punto di partenza anche perché, la Regione Veneto si è mossa in questi anni verso anche a recuperare magari il tempo rispetto anche a tutti i temi di riduzione di consumo di suolo in termini dal punto di vista urbanistico. Cer Questo è un primo punto. Il secondo punto è legato quindi alla realizzazione delle reti, infrastrutture di piccola anche misura, qualora non ci fossero. Mh-mh. E l'altra cosa è quella di associare, poi nel momento in cui si farà, l'avviso per l'insediamento in queste aree, il tipo di imprese con l'adeguato luogo. Questo è un elemento che deve essere Indispensabile. guidato dalla cabina di regia, perché magari la stessa impresa non è adatta al porto a essere insediata nel contermine delle aree a ridosso del porto di Venezia, ma magari ha necessità magari di maggiori spazi oppure di un'altra localizzazione che può essere più adeguata a quella di uno dei comuni dell'asta del Polese. L'elemento di snodo rimane l'elemento fondamentale, soprattutto per garantire il tema della retroportualità che abbiamo inserito nel piano, quindi per i comuni del Polesine, ma contemporaneamente l'operazione Venezia-Polesine va, come dire, raccontata e presentata come un tutt'uno, perché è un tutt'uno, con schedature per ogni singolo comune, ma la schedatura per ogni singolo comune ha solo una valenza funzionale a capire quali sono le caratteristiche del luogo e cosa manca eventualmente per la realizzazione dell'insediamento. L'altro tema fondamentale riguarda invece il fatto che il piano di lancio, di marketing di questa operazione sia ci sia consapevolezza che deve essere agganciato ai temi di una economia sostenibile che lavori in connessione ai temi dell'acqua. C'è una grande attenzione rispetto ai temi dell'acqua, anche perché l'Italia si è appena dotata del piano nazionale, del mare, del piano nazionale spaziale del mare, che tra l'altro è un'operazione che abbiamo coordinato noi come IUA assieme al CNR, e, e questi sono altri presupposti, cioè il fatto che, insediamenti, attività economiche che usano l'acqua, anche l'acqua a ridosso delle coste, anche, in termini di mobilità, di trasporto, di interconnessione dall'entroterra che sarà quello dell'asta dei comuni del Polesine fino alla laguna di Venezia, fino al porto di Venezia, lavora in un contesto però che ha un progetto molto più ampio che deve portare, come dire, poi chiaramente un'operazione di sviluppo economico che utilizzi i principi della crescita blu. E questo è un elemento fondamentale, perché altrimenti è un'altra ZLS, se andiamo in un'altra parte d'Italia, ce ne sono di sviluppate, c'era stato a un certo momento anche il contrasto nord-sud rispetto ad alcune aree, ma quello era dovuto al fatto che molti fondi che sostengono questa operazione sono legati ai fondi di sviluppo e coesione e quindi per natura devono andare al sud, ma in ogni caso adesso, come dire, che esiste anche il finanziamento per partire con le operazioni di favorire gli insediamenti anche con gli sgravi fiscali e gli sgravi, di insediamento, ehm non dobbiamo però perdere di vista l'insieme di questa operazione, perché il tema, ripeto, non è cosa succede nel singolo comune, ma cosa succede nell'insieme della ZLS. Poi chiaramente io comprendo che ogni sindaco, ogni operatore, ogni istituzione abbia a cuore, come dire, la sua area, il suo pezzettino all'interno di questa ZLS. Però la ZLS funziona se c'è questa regia d'insieme, altrimenti il rischio è che Sì, come non la tante si può operazioni che sono certo. avvenute in Polesine, specialmente in Polesine, perché Venezia si salva. Venezia tra l'autorità portuale, la nuova autorità della laguna, il sistema del programma Venezia Campus lanciato dalla città assieme a Venezia Capitale della Sostenibilità per il rilancio di Venezia anche in termini di attrazione. Venezia ha una sua storia. Allora, o il Polesine rimane agganciato a questa idea di retroportualità che tocca vari aspetti, Connessa e ampia. o il rischio è che la ZLS sia un po' Che rimanga sbilanciata da una indietro. parte piuttosto che dall'altra. Ma proprio 3 secondi. Le chiedo di rispondere in maniera molto secca, sì, no, ad una domanda un po' provocatoria. Voi avete sicuramente presentato il piano a tutti quanti i sindaci, li avete chiamati al tavolo e via. Avete avuto da parte di qualche sindaco, non le chiedo né chi né dove ovviamente, ma solo sì, no, alcune reticenze relative alla ZLS, No, guardarla un po' con tutt'altro, sospetto? Molto tutti i bene. sindaci, perché
E il piano è stato fatto da questo gruppo misto di colleghi che hanno seguito la parte di sviluppo economico, più la parte urbanistica che abbiamo seguito noi come IUA, come fondazione IUA in particolar modo, ma abbiamo, come dire, intervistato più volte tutti i sindaci e molti di questi si erano attrezzati anche autonomamente, cercando di proporre idee, eccetera. Quello che però poi ogni sindaco deve capire è che lavora in questa dimensione insieme, altrimenti il rischio è che non funzioni neanche la sua parte. Grazie professor Musco. Grazie a Ridiamo voi. la linea alla regia tra qualche istante, poi saluti finali. Ed eccoci quindi rientrati in diretta, 2 ore fiume, sono volate veramente. Ringrazio tantissimo il professor Francesco Musco, urbanista ma direttore anche della ricerca dello UAV di Venezia. Grazie per essere stato con noi e per averci parlato in maniera estremamente dettagliata e approfondita della ZLS, chiarendo anche alcuni punti che molte volte rimangono sospesi, vacui, non si s conoscono bene e invece finalmente siamo riusciti ad entrare Grazie, nel dettaglio. grazie a voi. Professore, io come sempre faccio con i miei ospiti, mi metto il cappello di Marzullo addosso e faccio una domandina che ci permette insomma anche di inquadrare un po' l'emotività, l'empatia della persona, ovvero se lei non avesse fatto l'urbanista nella sua vita, che cosa avrebbe voluto fare? Medico. Oh, che meraviglia! Per passione, Erano perché arriva da le 2 famiglia? scelte, poi alla fine E come mai ha scelto alla fine la parte urbanistica? perché, finita gli esami di maturità, un giorno sono stato più attratto da quello che succedeva allo UAV a Venezia e poi E è abbiamo andata avanti l'onore di così. È averla all'interno della andata avanti squadra così. che ha steso appunto il progetto nella ZLS. Grazie professor Musco, Grazie a grazie voi. per essere stato con Buon noi, lavoro, grazie. grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo ancora una volta che potete recuperare questa registrazione ascoltandola in replica domenica dalle 8 alle 10, oppure tra qualche minuto, dateci giusto il tempo di fare un piccolo editing, la rivedrete sia sull'app di Delta Radio alla voce podcast eccellenti, oppure sui nostri canali social, supportata anche dalla parte video, così potrete vedere i sorrisi miei e del dottor Musco durante la nostra intervista. Grazie ad Andrea in regia, grazie a tutti voi, appuntamento come sempre a giovedì prossimo con Eccellenti.